never be knight in shining armor. Giulio, lei quanti lavori ha fatto nel corso della sua vita? Tantissimi lavori, dall'odontotecnico alla guardia giurata, al saldatore in PVC stratificatore in vetroresina, al cameriere e all'autista, al portiere d'albergo. Giulio ha 59 anni e oramai ha perso la speranza di trovare un nuovo lavoro. È uno dei 20.000 disoccupati sardi che da 2 anni non ricevono l'assegno previsto dagli ammortizzatori sociali. Da quanto tempo è in mobilità? Circa 7 anni, L'assegno da quanto tempo non lo prende? dal 2014. Su cassa integrazione e mobilità in deroga in Sardegna si è creato un bel pasticcio, tutto burocratico. Il Ministero ha erogato solo pochi giorni fa i 70 milioni per il 2015, ma ancora non ha versato quelli del 2014. Qui si è presentato un ostacolo imprevisto. I lavoratori, dice l'INPS, possono avere gli assegni solo se la mobilità e la cassa integrazione hanno avuto continuità, ma i 20.000 disoccupati sardi hanno saltato un giro, quello del 2014, solo per colpa del ritardo ministeriale. Il lavoratore si trova a essere, diciamo tra virgolette, colpevole del fatto di non aver percepito l'indennità di mobilità in deroga. La Regione da giorni media col Ministero e forse ha trovato una soluzione. Stiamo provvedendo velocemente a risolvere il problema relativo alla situazione del 2014. Diamo certezza del fatto che abbiamo recuperato anche con risorse regionali oltre 70 milioni. Antonella, lei faceva la commessa in negozio di abbigliamento, quando l'hanno licenziata? Marzo 2013 ho preso la disoccupazione, dopodiché la mobilità, mi sono stati pagati solo 3 mesi del 2014. Il dramma di un assegno che non arriva riguarda le famiglie di migliaia di ex operai, tecnici, impiegati, trasportatori o vigilanti, ex lavoratori di tutti i settori che da 24 mesi non hanno neanche i soldi per l'affitto. Mi ritrovo comunque senza lavoro, con un mutuo da pagare di 700 euro, una figlia di 18 anni da mantenere, un marito disoccupato. Nel 2012 sono stato licenziato, il sottoscritto ha già subito 3 sfratti, l'ultimo è imminente. E dunque, sinceramente, io non so cosa fare. Da quanto tempo non percepisce l'assegno degli ammortizzatori sociali? Già più di 24 mesi. Come vivete? Un piatto di pasta mi viene offerto ancora da mio padre.